Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e ben ritrovati agli spettatori del TG di Radio Libertà, in collaborazione con ilsussidiario.tv. Oggi, mercoledì 1 luglio 2026, apriamo con Trump e l'Iran, Hormuz, petrolio, nucleare e libertà di navigazione. Poi legge elettorale, preferenze e Quirinale. Spazio a Salvini, all'Independence Day e alla sfida su IA e data center nel mirino della sinistra radicale. Parleremo della campagna MIT sui seggiolini e del caso Sardone sul niqab, libertà di critica contro ogni bavaglio. Questi i titoli. Ora entriamo nel vivo del giornale. Iran, braccio di ferro. Hormuz, petrolio e diplomazia della forza. Medio Oriente, petrolio, nucleare e libertà di navigazione. L'Iran rifiuta nuovi colloqui diretti con gli Stati Uniti e il Qatar precisa che a Doha non sono previsti vertici tra delegazioni americane e iraniane. La Casa Bianca resta ferma. Diplomazia sì, debolezza no. Steve Witkoff e Jared Kushner lavorano con i mediatori, mentre Washington tiene bloccati i fondi iraniani fino al rispetto delle condizioni concordate. Sullo sfondo c'è Hormuz, rotta energetica decisiva. J.D. Vance rivendica la posizione americana. Gli Stati Uniti hanno tutte le carte. È il metodo Trump, parlare da una posizione di forza con deterrenza e controllo delle rotte strategiche. Legge elettorale, avanti tutta. Il centrodestra riscrive le regole. Legge elettorale, preferenze e Quirinale. Nel centrodestra il confronto resta aperto, ma non è una rissa. È una ricerca di sintesi su un punto essenziale: quanto potere restituire agli elettori. L'ipotesi è bloccare solo il primo nome in lista, lasciando ai cittadini la scelta degli altri candidati con le preferenze. La questione è democratica: meno nominati, più territori, più responsabilità. Sullo sfondo resta il Colle, dopo le parole di Giorgia Meloni su un presidente non espressione del centrosinistra. La sinistra grida allo scandalo, ma le istituzioni non sono proprietà privata. Il centrodestra rivendica il diritto di rappresentare il paese anche nei suoi vertici. Salvini rimane con gli USA. Il capitano celebrerà l'Independence Day. Matteo Salvini è annunciato alla celebrazione dell'Independence Day a Villa Taverna, il 2 luglio all'ambasciata americana a Roma. Una presenza politica che pesa dopo le tensioni tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il governo sarà rappresentato e la Lega ci sarà con il suo leader. Mentre una parte della sinistra vive l'America di Trump come un imbarazzo, Salvini rivendica l'amicizia con gli Stati Uniti. Alleanza strategica, sicurezza, commercio, Occidente. Non folklore diplomatico, ma collocazione politica. L'Italia resta più forte se tiene saldo il rapporto con Washington. La sinistra è antitecnologia. IA e data center nel mirino. Non solo cortei e slogan. Secondo un rapporto citato da Fox News, una rete di attivisti legata all'area socialista americana avrebbe partecipato a campagne contro data center e infrastrutture per l'intelligenza artificiale, frenando o bloccando investimenti per circa 23 miliardi e 600 milioni di dollari in 14 stati. Prudenza. Sono accuse da verificare. Ma il punto politico resta chiaro. La sinistra radicale non combatte solo Trump. Combatte tecnologia, innovazione e competitività occidentale. Se l'Occidente arretra, avanzano Cina e autocrazie. Il luddismo rosso-verde rischia di frenare crescita, lavoro e sovranità tecnologica. Auto, bimbi più sicuri. Seggiolini, la campagna MIT. 7.000 bambini feriti, decine di piccoli che non sono tornati a casa. Matteo Salvini usa parole dure alla presentazione dello spot del Ministero delle Infrastrutture sulla sicurezza stradale dei minori. Nel 2024 i bambini non protetti in auto sono saliti al 14,3% contro il 5,8% del 2022, un dato assolutamente inaccettabile. Non una campagna punitiva ma educativa rivolta alle famiglie.
Il messaggio è semplice. Seggiolino usato bene, cintura allacciata, pochi secondi di attenzione possono salvare una vita. Meno prediche, più responsabilità. Sardone, il caso Niqab. Libertà contro il bavaglio. Il caso Silvia Sardone non è una polemica sul velo, è una questione più seria. Libertà di critica, integrazione, condizione femminile, spazio pubblico occidentale. La vice segretaria della Lega ed europarlamentare è finita al centro dello scontro dopo il video sul niqab e le reazioni del fronte islamico e progressista. In una democrazia libera si deve poter denunciare l'islamizzazione senza bavagli. Qui si contesta un modello culturale che cancella il volto della donna dallo spazio pubblico. La sinistra vede il problema in chi denuncia. Per Radio Libertà il frame è netto. Integrazione sì, sottomissione no. Libertà religiosa sì, arretramento dei diritti delle donne no. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv presenta gli approfondimenti di oggi. Industria sotto attacco, Green Deal e fabbriche. L'Europa deve decidere cosa vuole diventare. Potenza produttiva o museo burocratico con il bollino verde? Mario Baldassarri, sul sussidiario, mette il dito nella piaga. L'industria europea è in difficoltà non per destino, ma per scelte politiche miopi. Bruxelles ha puntato tutto sulla CO2, dimenticando che l'Europa pesa solo per l'8% delle emissioni globali, mentre Cina e Stati Uniti corrono su energia, industria, digitale e intelligenza artificiale. Non si salva l'ambiente distruggendo fabbriche, auto, lavoro e manifattura. Se diventa ideologia, la transizione ecologica è resa industriale. Il conto lo pagano lavoratori, imprese, famiglie e automotive europeo. Baldassarri chiede una politica energetica comune, con investimenti in infrastrutture, innovazione, difesa e sicurezza. Il messaggio è netto. L'industria non è il problema, è la condizione della libertà economica. Senza fabbriche, energia e tecnologia, l'Europa subisce il futuro. Lavoro, non sussidi. Le ragioni del flop toscano: la povertà non si combatte parcheggiando le persone in un sussidio. Si combatte rimettendole in piedi, verso un lavoro, una competenza, una responsabilità. Massimo Ferlini, sul sussidiario, legge così il flop del reddito di reinserimento in Toscana. Misura nata per coinvolgere oltre 10.000 persone, ma finita con poche decine di accettazioni, poi poco più di un centinaio dopo qualche semplificazione. Il problema è culturale. La sinistra confonde lotta alla povertà e distribuzione del reddito. Per Ferlini, prima viene il percorso, presa in carico, incontro tra domanda e offerta, formazione. Poi può arrivare anche un sostegno economico. È l'opposto dell'assistenzialismo. Non ti pago e ti lascio fermo, ma ti aiuto perché tu possa ripartire. Il welfare serio crea responsabilità, formazione, occupazione. La propaganda produce bonus e delusione. La dignità nasce da una persona che torna utile a sé, alla famiglia, alla comunità. Noi guardiamo ai posti di lavoro creati. E con questo si conclude l'appuntamento con l'informazione del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per l'attenzione e appuntamento a domani, sempre alla stessa ora e sempre sulle frequenze di Radio Libertà. Avete ascoltato il notiziario